Buonasera a tutti, innanzitutto grazie per essere qui, sono orgoglioso nella sala consigliare del Comune di Campo San Martino e come sindaco vi do il benvenuto a questa serata culturale. Ringrazio per la moderazione e l'idea di queste iniziative, le conferenze del venerdì, quindi il nostro Giorgio Stocco, grazie di cuore Giorgio. E qui con noi questa sera un ospite d'eccezione, l'avvocato Antonio Ingroia, un grandissimo applauso. Qui per la presentazione del suo ultimo libro, ma soprattutto per portare la sua esperienza, la sua passione verso i temi della giustizia, della verità, che davvero riempie di orgoglio, è un motivo di esempio per tutta la cittadinanza e come sindaco sono davvero onorato di averlo con noi questa sera. E quindi davvero assaporiamo ogni aspetto di questa serata, ascoltiamo con grande attenzione, portiamoci a casa e divulghiamo questo pensiero di giustizia, di verità, di come persone dedicano la propria vita mettendola anche a rischio. Non è avere una scorta, avere delle persone che ti proteggono, che sono con te, è una cosa che deve farci riflettere su quanto in Italia sia ancora difficile portare avanti certi temi e certe battaglie fondamentali. Mi sto riferendo principalmente ai temi della mafia, che purtroppo colpiscono tutto il territorio, anche territori del nord, non solo altri territori, e quindi con davvero di cuore le persone che hanno dedicato la loro vita e continuano a farlo per debellare questo brutto male meritano tutto il nostro supporto. E questo messaggio va rivolto anche ai giovani perché siano portatrici di un nuovo messaggio di un futuro dove la mafia non esiste più. Sarebbe davvero una grande cosa per l'Italia. Oggi comunque parliamo traditi, le mie verità sui misteri di Palermo e sulla magistratura e quindi faccio di nuovo un grande ringraziamento come sindaco, un ringraziamento di cuore all'ex magistrato, all'avvocato Antonio Ingroia. Grazie per tutto quello che stai facendo, perché è quello che hai fatto e per tutto il buon seme che stai portando in questa nostra Italia per migliorarla. Grazie di cuore. Buonasera a tutti e grazie, vi ringrazio anch'io ovviamente della vostra presenza e grazie al Sindaco come sempre delle belle parole, anche al mio sostegno, io ti ringrazio sempre. Ormai abbiamo aperto il terzo anno, credo che stiamo facendo queste nostre piccole conferenze che dal mio punto di vista comunque sono sempre utili, anche perché si ha sempre la possibilità di dialogare meglio di fronte di 200-300 persone, ma quando si è in piccole comunità forse è meglio così perché si ha un po' più il coraggio di parlare, magari di fare qualche domanda. Va bene, al di là di questo io ringrazio l'avvocato Antonio Ingroia, lo ha già detto il sindaco, già magistrato, nel periodo, uno dei periodi più brutti della storia italiana dal mio punto di vista, ce ne sono tanti, ma quelli che ci avvicinano più al nostro periodo storico, quando ci fu le stragi, ricordiamolo sempre, del giudice Giovanni Falcone, Capaci, e tutta la sua scorta, di sua moglie, la Francesca Morbillo, che parli. E poi il giudice Paolo Borsellino, via D'Amelio, è andato a trovare sua mamma e c'è stata la strage anche lì della sua scorta e di lui ovviamente, no? E lì Antonio, noi ci diamo del tu con Antonio, e lì Antonio faceva parte dello staff, diciamo, del team
della squadra, chiamatelo come volete, di questi due giudici, ha fatto delle esperienze, belle o brutte che siano, che fa parte della sua storia, fa parte della nostra storia. E quindi ringrazio ancora una volta perché insomma si è fatto un viaggetto. L'altro giorno era in Sicilia, è partito da Roma, è arrivato a Padova, da Padova domani è a Brescia, insomma, come dico io, gli ho dedicato il suo tempo una canzone, Io vagabondo, perché gira un po' tutto. Quindi un grazie anch'io all'avvocato Antonio Ingroia. Ribadiamo con un altro applauso perché merita le persone che hanno il coraggio di dire la verità. Traditi, l'ultimo libro che ha fatto insieme, diciamo così, una intervista fatta con il dottor Massimo Giletti, conosciuto nella televisione ovviamente per i vari programmi che ha fatto, era la 7, e so che Massimo Giletti ogni tanto lo seguivo e parlava molto di mafia, quindi a tanti gli è arrivato questa alle orecchie questa cosa che non gli piacevano, e cosa è successo? Alla 7 lo hanno lasciato a casa perché molto probabilmente andava fuori da quello che è il solco dell'informazione. Traditi le mie verità su quello che è successo in Italia e da chi è stato tradito o da chi sono stati traditi questi magistrati, queste persone che sono stati lì messi. Io volevo ricordare alcuni personaggi che a causa della mafia sono morti, soprattutto in Sicilia. I primi fra tutti un giornalista, non so se era già giornalista, ma però aveva inventato una radio. Lui era morto praticamente a 30 anni, lo hanno ucciso la mafia, come si chiama, Mandamenti, spero di dirlo giusto, Tano, è venuto in mente Gaetano Tano. Lui era Peppino Impastato, un ragazzo che non aveva paura, era di Democrazia Proletaria, non aveva paura di nessuno, non aveva paura della mafia, era a 100 metri da casa di questo Tano, suo padre era un mafioso anche lui, quindi aveva la mafia dentro casa. Per non dimenticare del giudice bambino, ragazzino, Livatino mi pare. Rosario Livatino, vero Antonio? Sì. Per non parlare dei politici, il presidente della regione Sicilia all'epoca, 1980 mi pare, Piersanti Mattarella, fratello del presidente Sergio Mattarella. Per non ricordare un altro personaggio, Pio La Torre, per non parlare di Chinicci, per non parlare di altri personaggi che io adesso magari non mi ricordo. Tante persone comunque che sono morte, hanno lasciato la loro vita per la loro passione, per la ricerca della verità, per tutto quello che c'era dietro. E ecco, è meglio che ci ricordiamo queste cose, proprio per non dimenticare. Io adesso lascerei la parola all'avvocato Antonio Ingroia, che oltre ad essere già stato magistrato e oggi è presidente dell'azione civile Popolo per la Costituzione, diciamo che è un movimento d'opinione politico, insomma sta portando avanti con altre persone delle idee politiche, ovvio. Io volevo aprire appunto con una domanda: traditi, Antonio, traditi da chi? Perché poi è questo il punto, perché è un nome così, traditi, un po' vago anche se vogliamo, ma traditi ci sarà
dei nomi, dei cognomi delle persone che comunque hanno messo il bastone fra le ruote, come si dice. A te la parola. Bene, grazie innanzitutto, buonasera a tutti, grazie a Giorgio Stocco in primo luogo che ha organizzato e voluto questo incontro, questo evento, grazie naturalmente al sindaco e al comune di Campo San Martino e grazie a tutti voi presenti. E per venire alla tua domanda, Giorgio, cioè per venire appunto al titolo del mio libro, partiamo dal titolo, poi magari entriamo nel dettaglio dei vari argomenti. Ho scelto questo titolo di questo libro per dare un'impronta, diciamo, molto forte, se vogliamo. Cos'è questo libro? Questo libro innanzitutto è in qualche modo, nello stesso momento, un libro autobiografico perché racconta il mio percorso professionale e di vita da siciliano e poi da magistrato. Sono stato magistrato in Sicilia per 25, quasi 26 anni e poi ho iniziato un altro percorso, come ricordava Giorgio, di attività politica, tutta fuori dalle istituzioni e nel paese, e quindi fondando appunto un movimento che è soprattutto di opinione politica e poi facendo l'avvocato che partendo dal presupposto che se si inizia attività politica non si dovrebbe tornare mai a fare il magistrato, credo che i due percorsi debbano essere separati. Io sono contrario alla separazione delle carriere, tanto per anticipare un tema molto caldo, la separazione delle carriere fra giudici e pubblici ministeri, ma sono favorevole alla separazione fra la magistratura e la politica. È proprio questo quello che si dovrebbe fare, per cui un magistrato a un certo punto decide di fare attività politica, deve smettere di fare il magistrato e non può tornare in magistratura, come purtroppo talvolta invece è accaduto. Questa è una parentesi per dire che il libro attraversa tre momenti della mia vita, quella che mi ha occupato di più da magistrato. Si affrontano i temi appunto della magistratura siciliana, delle stragi, perché io ho avuto questa fortuna, onore e privilegio di iniziare la mia carriera, non avevo manco 30 anni, quando ho iniziato la mia carriera con Giovanni Falcone prima e con Paolo Borsellino subito dopo. È stata ovviamente un'esperienza per certi versi unica, indimenticabile e preziosa, che ha segnato la mia vita e che ho proseguito nel percorso di magistrato che poi mi ha impegnato per altri 25 anni. E poi, per ragioni che racconto nel libro e per un senso di estraneità che a un certo punto ho avvertito anche rispetto a quella stessa magistratura, che in parte aveva tradito Falcone e Borsellino, per cominciare a parlare di tradimenti, ho poi deciso di lasciare la magistratura e oggi faccio l'avvocato, un avvocato un po' sui generis, essendo un avvocato ex magistrato, un avvocato che quindi non ha smesso la toga di magistrato, ma che indossa con altrettanto onore, serietà e convinzione e passione quella di avvocato a difesa dei cittadini, sia cittadini vittime dei reati che i cittadini, purtroppo a volte capita, vittime della giustizia. E faccio già l'avvocato, ormai sono 13 anni, quindi ho anche una discreta esperienza accumulata da avvocato. Il libro però parla non solo, ma naturalmente parla molto della storia, che poi è anche la storia nostra, la storia del nostro paese, direi più o meno guardando un po' la platea, diciamo la storia della mia generazione, per dire della nostra generazione. Infatti i giovani, più giovani, conoscono poco
questa realtà sono più giovani, semmai diciamo il consigliere comunale, il sindaco, rappresentano la generazione più giovane, ma noi della nostra generazione, poi naturalmente sono persone molto più giovani in mezzo al pubblico rispetto a me, l'ha vissuta più da vicino, e perché chi l'ha vissuta o da vicino o da lontano, quei momenti, quei giorni sono stati indimenticabili. Tutti gli italiani che in età cosciente, diciamo così, nel 1992 non possono dimenticare dove si trovavano e che stavano facendo quando hanno preso la notizia di quelle due stragi in rapida successione. Quindi credo che sia importante, è uno degli scopi di questo libro, cercare di fare testimonianza e di aiutare a mantenere vivo il ricordo, ma non per il fatto in sé del ricordo, ma perché a distanza poi di anni si sono scoperte altre cose, altre verità, e si può fare un bilancio. Io avevo 33 anni nel 1992, quando sono successi i fatti, e sono nel frattempo trascorsi 33 anni dal 1992. Quindi, come dire, lo vivo anche dal punto di vista personale ed esistenziale con un giro di boa, un secondo giro di boa, a distanza di 33 anni, da quando avevo 33 anni accaddero i fatti stragissimi, e cui ho avvertito l'esigenza di fare un bilancio e rispondere alla domanda: cos'è che ha determinato l'isolamento e poi la morte, la strage, la morte di questi due grandi uomini, Falcone e Borsellino, assieme naturalmente alla moglie Francesca Morvillo, ed è bene ricordare assieme agli agenti di scorta che morirono con loro, 3, Rocco Di Cillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani alla strage di Capaci, 5 con Borsellino, dove c'era anche una donna fra gli agenti di scorta, Emanuela Loi, e poi Walter Cosina, Agostino Catalano, Vincenzo Limuli e Claudio Traina. Cos'è? Perché sono morti? Prima domanda. E seconda domanda. L'Italia di oggi, 33 anni dopo, è un'Italia che ha fatto tesoro della enorme eredità non solo professionale, ma direi soprattutto umana, etico-morale, che questi uomini hanno lasciato o hanno prevalentemente, fatte naturalmente le dovute eccezioni, tradito questa eredità. E il libro vuole dare una risposta sia all'una che all'altra cosa. Direi che, per rispondere alla domanda perché sono morti, direi soprattutto perché sono stati traditi. E ora possiamo entrare nel dettaglio. E la seconda domanda: se l'Italia di oggi prevalentemente ha fatto tesoro di quella loro eredità o l'ha tradita, devo dire amaramente, guardando più il bicchiere mezzo vuoto che quello mezzo pieno, l'ha prevalentemente tradita. Questo è il mio giudizio, diciamo, storico, che non è per gettarsi nello sconforto, ma per guardare la realtà in faccia. E per rispondere alla domanda di Giorgio, perché ho fatto un intervento lungo, avevo concordato con Giorgio, facevo interventi brevi, lui mi faceva domande, ora arrivo, ma era inevitabile una premessa lunga, e ci sono i traditi, ci sono anche i traditori, e io faccio anche nomi, tiro indietro, faccio anche nomi e cognomi. Tradimenti, i magistrati, i grandi uomini che furono Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, li hanno subiti da varie parti, e hanno avuto tradimenti dalla politica, hanno avuto tradimenti anche da noi cittadini, per essere stati spesso anche
isolati e criticati in vita, ma hanno avuto i tradimenti che hanno fatto più male a Falcone e Borsellino sono i tradimenti che sono venuti dall'interno dello Stato e dall'interno della magistratura, dall'interno del Palazzo di Giustizia, non a caso definito all'epoca, ahimè, in modo appropriato il Palazzo dei Veleni, perché tanti erano i veleni che colpirono Falcone e Borsellino e gli isolamenti che subirono, e faccio nomi e cognomi che purtroppo a distanza di 33 anni allora sono persone che non ci sono più e che non hanno pagato, diciamo così, per i loro tradimenti, e quindi io però non mi tiro indietro. Nel libro racconto episodi e vicende che hanno riguardato, per fare dei nomi e cognomi, appunto il capo della Procura di Palermo, Pietro Giammanco, che fu il procuratore capo di Palermo quando Giovanni Falcone era procuratore aggiunto, e poi quando Paolo Borsellino fu procuratore aggiunto prendendo il posto di Falcone, Pietro Giammanco, che era mai accertato, ostacolò in tutti i modi Giovanni Falcone prima e Paolo Borsellino poi, e ciononostante dovette, dopo il 92, grazie anche alle dimissioni polemiche nei confronti di Giammanco di 8 di noi, 8 magistrati, cosiddetti gli 8 ribelli della Procura di Palermo, fu poi costretto a chiedere il trasferimento, ma non venne mai sanzionato per questo, anzi andò in Cassazione e poi è andato in pensione come magistrato di Cassazione. Vincenzo Geraci, un magistrato siciliano del Consiglio Superiore della Magistratura, che fu definito, senza fare il nome all'epoca, ma sapevamo tutti a chi si riferisse, venne definito Giuda da Paolo Borsellino, quindi diciamo il massimo traditore della storia, e perché quando era al Consiglio Superiore della Magistratura aveva ostacolato la carriera di Giovanni Falcone, quando Giovanni Falcone aveva fatto domanda per diventare capo del pool antimafia, succedendo a Nino Caponnetto, che era andato via per ragioni di salute e di età dopo che era stato ucciso Rocco Chinnici, che Giorgio prima ha ricordato, che era il capo che aveva costituito il pool. Toccava per la successione naturale a Giovanni Falcone, invece venne fuori la candidatura di un anziano magistrato che poco sapeva di mafia e che venne nominato grazie a questo Vincenzo Geraci, che aveva promesso il voto a Falcone e poi votò contro. E uno dei tanti, Giovanni Tinebra, anche lui deceduto nel frattempo. Geraci no, Geraci in pensione, ma magistrato ma ancora in vita. E Giovanni Tinebra, procuratore capo di Caltanissetta, che è quello che è indagato sulle stragi di Falcone e Borsellino, e che oggi si è scoperto, ma solo un po' tardi, diciamo post mortem, che fu uno dei principali artefici del depistaggio delle indagini su Borsellino e su Via D'Amelio, perché contribuì alla credibilità apparente di un falso pentito, Vincenzo Scarantino, che si autoaccusò falsamente di essere uno degli esecutori della strage, evidentemente per depistare quelle indagini. E assieme a lui un alto dirigente della Polizia di Stato, il questore Arnaldo La Barbera, anche lui nel frattempo deceduto, che era il capo del gruppo investigativo sulle stragi, che assieme a Tinebra costruì il falso pentito Scarantino, dimostrando che vi fu un depistaggio di Stato, tale definito dalla Corte d'Assise di Caltanissetta, il più grave depistaggio della storia del nostro paese, della storia giudiziaria del nostro paese, e che ha contribuito probabilmente a coprire le responsabilità di Stato che c'erano anche in quelle stragi. Quindi
traditi da tanti, paradossalmente traditi non solo in vita, ma traditi perfino post mortem. Quindi il libro è un po' una riflessione, certamente con tratti amari, forse a momenti anche sconfortanti, se vogliamo, però io credo che in realtà bisogna guardarla in faccia, bisogna conoscere bene la nostra storia anche nelle parti più inconfessabili. E poi dal libro racconto anche i miei tradimenti, quello che ho subito da magistrato, la possibilità di portare sino in fondo la promessa, l'impegno che avevo preso a 33 anni sulle bare, potremmo dire, di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, di dare tutto il mio contributo e il mio impegno per cercare di scoprire la verità, che credo sia arrivata a buon punto ad un certo punto. E faccio riferimento all'indagine sulla trattativa Stato-mafia, che ha contribuito a fare luce su quelle stragi, che poi è stata bloccata dalla più alta carica dello Stato, cioè l'allora Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, che, sollevando il conflitto di attribuzione contro di noi, contro la Procura di Palermo, ha di fatto bloccato quell'indagine, l'ha fermata, ed è uno dei motivi che poi mi ha portato a lasciare la magistratura. Ma non voglio togliere né la parola a Giorgio, che mi deve intervistare, né il piacere di leggere il libro, se vi racconto tutto sino in fondo. Grazie. Allora, capisco che alcune cose che ho detto mi hanno lasciato un po' interdetti, però dobbiamo, ripeto, guardare la realtà in faccia in modo anche spietato. No, io volevo, Antonio, siccome ho letto questo libro, mi ricordo alcuni passaggi. Ecco, io vorrei che tu raccontassi qualche aneddoto, qualcosa, il rapporto che avevi sia con Borsellino e sia con Falcone, e anche delle tue esperienze da magistrato, perché sono importanti, proprio per capire, perché poi entriamo in quello che è la parte più brutta, diciamo così, più terribile, cioè, uso sta parola, lasciatemela passare, quello delle trattative Stato-mafia, perché qui che poi dove che la politica, lo Stato si mischia praticamente con la mafia, invece di combatterla, praticamente diventa amico, lo Stato diventa amico della mafia. Ecco allora che entra il discorso del discorso dei tradimenti. Quindi puoi raccontarci, Antonio, qualche aneddoto, qualche esperienza che hai vissuto te in primis, ma anche insieme con quei due grandi giudici, che per me sono stati grandi proprio per il coraggio che hanno avuto, per la passione, anche perché facevano la vita da carcerati, perché nel libro c'è scritto come vivevano nel loro ufficio, che era praticamente blindato. Grazie, Antonio. Grazie a te. Allora, episodi naturalmente ne ho vissuti tanti e ne racconto tanti nel libro, tutti che in qualche modo raccontano un po' l'atmosfera, ahimè pesante, che comunque loro vivevano, che io ho vissuto con loro nel periodo in cui gli sono stato a fianco in modo indiretto, poi anche in modo più diretto, perché io ho avuto appunto questa opportunità di iniziare con loro da apprendista sostanzialmente. Non avevo manco 30 anni quando ho cominciato a
a mettere piede in quelle stanze e in quegli uffici, ma poi crescendo appunto nell'arco di quegli anni, ho detto 33 anni, ma 33 anni dalla strage, in realtà poi avevo già acquisito una certa esperienza e quindi sono stati quasi 30 anni di magistratura. Alla fine di quel percorso e alla vigilia di quell'indagine dell'oggettiva del Stato Mafia ho avuto questa grande opportunità di ricoprire lo stesso posto, cosa che mi diede molto orgoglio ed emozione, ricoprire lo stesso posto che avevano ricoperto Giovanni Falcone prima e Paolo Borsellino poi, perché io poi, salendo un po' i gradini della magistratura, mi sono ritrovato nel 2009 a ricoprire il ruolo di procuratore aggiunto, quindi di coordinatore del pool antimafia di Palermo, che loro avevano ricoperto fino al Falcone fino al 91 e Borsellino fino al 92. Episodi tanti, ne posso ricordare qualcuno, se no facciamo notte. Quello di Falcone ne ho tanti, per esempio io racconto gli interrogatori, le sue capacità, le sue intuizioni, il suo modo anche sornione di interrogare certi colletti bianchi, certi uomini a disposizione della mafia. Io silenziosamente al suo fianco cercavo appunto di carpire un po' i segreti del mestiere, il modo di interrogare, che poi ho cercato di mettere a frutto negli anni. E certamente una delle cose indimenticabili è stato anche sono stato testimone anche delle sue arrabbiature per certe defaillance, chiamiamole così, dello Stato, quando ad esempio apprese Giovanni Falcone a distanza di tempo che qualche tempo prima Totò Riina, uno dei figli di Totò Riina, era stato partorito da sua moglie in una clinica a poca distanza dal Palazzo di Giustizia di Palermo, ed è quindi più che plausibile che Totò Riina fosse stato il latitante più ricercato d'Italia. Stava lì vicino al Palazzo di Giustizia indisturbato e circolava indisturbato per Palermo, come poi si è dimostrato quando dopo le stragi nel gennaio del 93 venne arrestato in pieno centro a Palermo. La sua arrabbiatura per la impotenza di uno Stato che lo costringeva accerchiato, blindato e prigioniero nell'ufficio bunker del quale trascorreva buona parte della giornata, mentre i mafiosi latitanti circolavano in qualche modo indisturbati sul territorio. E poi uno degli ultimi incontri, non l'ultimo, poi l'ultimo lo racconto, e uno degli ultimi incontri finché stavo nel suo ufficio, quando un po' a freddo e quasi sorprendendomi mi chiese se mi sarebbe piaciuto un domani ricoprire il ruolo che lui stava ricoprendo e occuparmi di indagini di mafia come lui stava facendo, una cosa che per me è stata indimenticabile, perché l'ho colta, l'ho apprezzata come una sorta, diciamo, di investitura, come se lui avesse colto in me qualche cosa che poi avrei cercato di mettere a frutto negli anni successivi. Di Paolo Borsellino due episodi mi piace ricordare, ma ripeto, ne potrei raccontare decine e decine, perché poi con Borsellino ho avuto una maggiore opportunità di frequentazione, perché mentre con Falcone ho fatto solo il periodo di tirocinio, alcuni mesi dell'88,
nel 1988. Con Borsellino sono stato più a lungo perché sono stato sostituto alla Procura di Marsala, dove Borsellino era procuratore capo, e poi anche su richiesta di Borsellino l'ho seguito alla Procura di Palermo quando Borsellino si trasferì nel 92 alla Procura di Palermo, e io andai con lui sostituto e sono rimasto al suo fianco sostanzialmente fino agli ultimi giorni di vita, nel luglio del 92. E quindi con Borsellino ho trascorso dall'89 al 92 quasi 4 anni molto, molto intensi a Marsala prima, a Palermo poi, e quindi con Borsellino è nato un rapporto anche di confidenza, di amicizia molto più intensa per ragioni evidenti rispetto alla Giovanni Falcone, con cui avevo trascorso alcuni mesi. Allora su Borsellino avrei tantissimi episodi accumulati, alcuni anche divertenti, perché Borsellino era un uomo che sapeva anche sdrammatizzare, diciamo, la condizione difficile e pesante nella quale stavamo. E quello però che mi piace di più ricordare è una componente, diciamo, sono 2 episodi un po' più amari ma significativi e che illustrano la personalità dell'uomo. E cioè il primo accadde nel 1990, quando mi venne assegnata per la prima volta una scorta, perché già Borsellino quasi da subito ha cominciato a affidarmi incarichi e indagini importanti di mafia e corruzione politico-amministrativa, nelle quali io cominciai ad affiancarlo in alcune indagini importanti, e ve ne fu una, la prima, che determinò una lettera di minaccia anche pesante che riguardò sia me che lui, e lui peraltro abbastanza, direi, per me impressionante. Era la prima, poi al passare degli anni ci fai il callo, ci fai in un certo senso l'abitudine. La prima è come il primo amore, diciamo, la prima minaccia non si dimentica mai, e poi mi impressionò in modo particolare perché era una lettera che conteneva delle pallottole, diciamo, per essere più persuasiva, e conteneva una pallottola destinata anche, una pallottola per ciascuno dei nostri familiari, sia Borsellino che me, e c'era una che era indirizzata anche a mio figlio, che era appena nato, e quindi la cosa mi impressionò non solo perché riguardava un neonato, ma perché in teoria nessuno poteva sapere che era nato mio figlio, almeno non era una cosa, io poi non ero un personaggio pubblico ancora, e quindi significava che c'era qualcuno all'interno della procura, in questo caso la procura di Marsala, che questa notizia l'aveva fatta uscire ed era arrivata all'orecchio, e quindi chi mi aveva minacciato attraverso quella lettera voleva farmi capire che era capace di arrivare ad apprendere notizie dell'entourage, diciamo, più stretto. Quindi la cosa mi impressionò. Ma la cosa che invece riguarda Borsellino, che colpisce di più Borsellino, è quando lui me la raccontò, perché io l'ho appreso da lui, perché la lettera di minaccia era arrivata sul tavolo del procuratore capo. Lui mi disse una serie di cose, tra cui appunto mi comunicò che la mia vita ovviamente da quel momento sarebbe cambiata, vita blindata. Mi disse: tu sei meno fortunato di me. Poi purtroppo io sono stato più fortunato di lui, perché lui qualche anno dopo è stato ucciso, e mi disse: sei più fortunato di me perché più sfortunato di me perché inizi la tua vita blindata molto più giovane. Io ho iniziato a 40 anni e tu inizi a 30. Però poi mi disse: sai, però la cosa questa volta mi dà più, mi amareggia di più del solito, sono veramente parecchio, la cosa mi fa parecchio incazzare. Uso questa espressione, uso testualmente l'espressione di Borsellino. Ho detto: ma con chi ce l'hai? Con i mafiosi che ci hanno
che ci hanno minacciato. Lui disse no, ce l'ho soprattutto con me stesso, perché questa lettera di minaccia rappresenta per me un fallimento, perché un buon capo dell'ufficio è quello che sa proteggere tutti i suoi collaboratori, che fa da scudo nei confronti di chi sta intorno. Se quindi chi ha minacciato non ha minacciato solo me, ma ha pensato di minacciare ancora anche te, vuol dire che non sono stato abbastanza capace a proteggere te. E questo suo, cosa alla quale non avevo neanche pensato, credo che più di tanti altri episodi dia la cifra dell'uomo Borsellino, fra le sue qualità, fra le sue doti, che erano ben al di là di quelle professionali e istituzionali, c'era la generosità, cioè lui interpretava il suo ruolo di magistrato in modo generoso verso le istituzioni, verso la comunità, verso i suoi collaboratori, e poi questo, ahimè, l'ha portato fino all'estremo, una generosità l'ha portato fino all'estremo sacrificio, appunto, di donare la sua vita, perché ancor più che Giovanni Falcone, ahimè, Paolo Borsellino era un predestinato, soprattutto in quei 57 giorni che l'hanno separato dalla morte di Falcone alla sua morte, perché quella di Falcone è stata in un certo qual senso non del tutto imprevista, perché probabilmente Giovanni Falcone l'aveva vista. Ricordo che Borsellino mi raccontò che dopo l'omicidio dell'onorevole Salvo Lima, uomo di Andreotti in Sicilia, che era uomo politico di collegamento con la mafia, e Falcone percepì che stava accadendo qualcosa di grosso, se era stato ucciso un uomo come Salvo Lima, e quindi disse: stanno preparando qualcosa di grosso. Magari non lo disse apertamente, ma già pensava che lui potesse essere tra gli obiettivi successivi. Ma per Paolo Borsellino, purtroppo, dopo Falcone era quasi previsto, inevitabile, lui lo sentiva addosso questa morte incombente. E poi dico predestinato perché poi Paolo Borsellino era un siciliano molto fatalista, perché aveva questa intima convinzione che sarebbe morto quell'anno. Era convinto che lui sarebbe morto a 52 anni, perché era morto a 52 anni suo padre ed era morto a 52 anni suo nonno. Quindi c'aveva questa cosa molto siciliana che a 52 anni toccava a lui. E dicevo, vi racconto appunto quest'ultimo episodio, che è l'ultima volta che ho incontrato Giovanni Falcone, che fu in occasione di un pranzo, un'occasione lieta avrebbe dovuto essere, e lo era in un certo senso. Era il pranzo col quale abbiamo festeggiato in qualche modo, colleghi più vicini a Giovanni Falcone, il suo 53esimo compleanno, perché Giovanni Falcone era un po' più grande di Borsellino, aveva 6 mesi circa in più. Maggio, Borsellino era nato a gennaio dell'anno successivo, quindi appunto 6-7 mesi di differenza d'età, tanto che Borsellino ci scherzava su dicendo: tu mi freghi sempre perché sei un passo avanti a me in anzianità, quindi se dovremmo concorrere allo stesso posto di procuratore capo, cose del genere, tu mi freghi perché sei più anziano. Era sempre, scherzava su questo. Poi c'era un altro risvolto che appunto Borsellino una volta mi disse, quando disse Giovanni Falcone, anche perché era un po' più grande di me, era come il mio scudo, sapevo che c'era lui davanti a me. Una volta che è stato ucciso lui, io mi sento più scoperto, più indifeso. Comunque durante il pranzo poi Borsellino fece la battuta: ecco, mi hai fregato ancora una volta, perché sei arrivato a 53 anni, io non so se ci arriverò. E purtroppo a 53 anni Giovanni Falcone la settimana dopo si fermò, venne ucciso, e Paolo Borsellino a 52 anni
mi fermo qui perché sennò tu mi hai chiesto gli episodi, gli aneddoti, finiamo, facciamo notte. No, mi viene in mente, Antonio, quando che racconti sempre nel libro, questa è una cosa bella anche perché questi due giudici ovviamente vivevano in questo ufficio blindato, quando che tu sei andato a mangiare con Borsellino, che praticamente in un ristorante. Allora aspetta, allora fammela raccontare, se no l'anticipo, la racconto brevemente. Sì, dai. Siamo nel periodo della procura di Marsala, che era un periodo diciamo un po' più tranquillo, diciamo così, certo, rispetto al momento, ai momenti pesanti di quelle settimane dopo Capaci, più tranquillo a Marsala, anche se Borsellino era sempre sotto scorta. Siamo soprattutto agli inizi, quando ancora non era arrivata la famosa lettera di minaccia del 90, quando iniziai io ad essere scortato. E all'inizio io avevo una vita, diciamo così, normale, c'avevo la mia macchinetta, non avevo scorta, e quindi parliamo del 1989, inizi 90, e abitavamo nello stesso palazzo, che aveva una particolarità, che eravamo dentro il palazzo dove stava il commissariato della città, il commissariato di Marsala. Questo era per ragioni di sicurezza di Paolo Borsellino, che quindi stava in un palazzo presidiato. Siccome c'era un appartamento nello stesso palazzo che era libero, quando io mi trasferii a Palermo, visto che venni a Marsala senza la famiglia mia che era rimasta a Palermo, e Borsellino disse: vabbè, c'è questo appartamento sfitto, prendilo in affitto tu. E quindi io cominciai e abitai tutto il periodo di Marsala dentro, cioè nello stesso pianerotto, diciamo, di fronte all'appartamento di Borsellino. Lui andava in ufficio e tornava naturalmente accompagnato alla scorta. Io no, tranne quando andavo in macchina con lui. E allora ogni tanto però, siccome lui si faceva carico dei problemi di tutti, siccome non voleva gravare eccessivamente sulla scorta perché c'erano pochi uomini al commissariato di Marsala e i suoi poliziotti di scorta, lui aveva, mi pare, 4 poliziotti di scorta perché erano due macchine blindate che lo accompagnavano, e ogni tanto, ricordo la prima volta quando accadde, faceva qualche piccola, diciamo, fuga dalla scorta per non costringerli a stare in servizio dalla mattina alla sera ogni giorno. Per cui qualche volta, ricordo bene il racconto del libro episodio, la prima volta che lui si faceva accompagnare alla scorta, rientravamo a casa, dopo 10 minuti la scorta era andata via, mi suonava il campanello e mi diceva: Antonio, andiamoci a mangiare un piatto di couscous al ristorante, eccetera. Penso: sì, vabbè, andiamo. Come andiamo? La scorta tu l'hai mandata via. No, andiamo con la tua macchina. Come andiamo con la mia macchina? Devi avvertire la scorta. No, decido io, sono al capo. Lui era un po' autoritario, diciamo, e allora io non potevo ribellarmi. E ho detto: però c'è un problema. Quando usciamo dal palazzo non abbiamo il portiere o la portiereria, c'è il piantone del commissariato. Come fai a eludere il controllo del piantone del commissariato? Dice: non ti preoccupare, ci penso io. Ho detto: vabbè. Quindi lo seguo, ci andiamo all'ascensore e passiamo avanti al piantone. Il piantone non sapeva che fare, rimane un po', diciamo così, disorientato. Ma procuratore, la scorta ancora non è arrivata, la chiamo io? Dice: no, non si preoccupi, vado col dottore Groi. No, ma non è possibile, io poi devo fare la comunicazione. Dice: lei fa la comunicazione? Dice: sì, perché sennò passa i guai. Ma lei passa dei guai peggiori se fa la comunicazione, perché ci penso io a lei. E allora quel povero piantone non sapeva cosa fare, se scoprirsi col suo dirigente per avere fatto passare Borsellino o prendersela o doversela spento, no, oppure dover subire qualche ritorsione, diciamo così, dal procuratore di Marsala. Quindi noi uscivamo liberamente con la macchina e vabbè, era anche questo Paolo Borsellino, aveva questo aspetto un po'
giocoso, un po' ironico, appunto l'ironia con macabra purtroppo di quella profezia con Falcone, quando gli disse mi hai fregato che sei arrivato a 53 anni, ma cercava di sdrammatizzare anche i momenti più difficili, più pesanti. Chiaro che poi l'atmosfera, il clima, poi a Palermo quando Gerusalemme nel 92 e soprattutto dopo Capaci era tutt'altra cosa. Ascolta Antonio, parliamo adesso un po' anche di cose un po' più serie, se vogliamo metterle così, no? Hai raccontato questi aneddoti anche in termini, diciamo così, belli, no? Tutto sommato. Dal tuo punto di vista e da come conoscevi Falcone e Borsellino, secondo te sono stati uccisi dalla mafia o perché davano veramente fastidio allo Stato, eccetera? Perché Falcone, mi ricordo, ma anche a Borsellino, cercavano di andare dentro non tanto la mafia, ma quello che c'era all'interno dello Stato. Secondo Falcone, tutto quello che si muoveva all'interno della mafia è perché alcuni personaggi a livello istituzionale gli avevano dato gli ordini. Tipo, faccio così, tu hai citato Lima, che era un collaboratore, il braccio destro, diciamo così, di Andreotti in Sicilia, che collaborava con la mafia. Sappiamo benissimo poi i vari processi che Andreotti, nel bene e nel male, ha subito e si dice che non aveva niente a che fare con la mafia, no? Ma credo che loro due, Falcone e Borsellino, siano stati uccisi proprio per questo, perché erano andati contro a dei personaggi che erano all'interno delle istituzioni, quindi all'interno dello Stato. Allora, premesso appunto che su Andreotti è bene ricordare, perché poi si è fatta una grande mistificazione sui media anche dell'esito del processo Andreotti come dell'esito del processo trattativa Stato-mafia. Andreotti è stato riconosciuto colpevole del reato di associazione mafiosa fino al 1980 e poi, siccome dal 1980, quando è stata emessa la sentenza, era scattata la prescrizione, il reato è stato dichiarato estinto per prescrizione, ma Andreotti è stato dichiarato colpevole, poi è stato assolto perché non c'erano prove sufficienti per il periodo successivo. Perché, bene, così a titolo informativo, perché si ricordi di queste cose. Quindi, cosa accadde nel 1980? Tu hai citato prima l'omicidio del presidente della regione del tempo del 6 gennaio 1980, Pier Santi Mattarella, fratello dell'attuale capo dello Stato. E Andreotti è stato detto accertato in quella sentenza, ritenne che l'omicidio Mattarella, che lui non voleva, era stato una scelta nel quale il controllo della mafia gli era in qualche modo scappato di mano. In realtà c'erano altri uomini politici come il sindaco di Palermo, l'ex sindaco di Palermo, Vito Cencimino, che era sempre dello stesso partito di Andreotti, la Democrazia Cristiana, con il quale Andreotti per un periodo aveva fatto degli accordi politici, poi si erano rotti questi accordi politici e Cencimino, che era un uomo molto sentito dalla mafia, è stato più ascoltato dalla mafia di quanto non fosse ascoltato Andreotti in quel momento. Per cui Andreotti capì nel 1980 e racconta ai pentiti che Andreotti sapeva benissimo chi aveva ucciso Pier Santi Mattarella e invece di andare, alla stazione dei carabinieri più vicina o rivolgersi a Giovanni Falcone o a altri magistrati, preferì avere un confronto con i mafiosi. Vi fu una riunione nella quale Andreotti tra virgolette rimproverò i mafiosi per quell'omicidio e i mafiosi hanno tenuto botta dicendo: noi in Sicilia siamo noi a comandare, siamo noi che dettiamo le regole e le condizioni.
Andreotti in quel momento capì che non era più in grado di controllare la mafia e piano piano ne prese le distanze, motivo per il quale sentenza Andreotti dice che da quella riunione si ruppero i rapporti tra lui e Cosa Nostra e quindi è stato assolto per il periodo successivo, 1980, ma venne riconosciuto colpevole dei rapporti con Cosa Nostra e degli aiuti che lui ebbe da Cosa Nostra e che diede a Cosa Nostra fino al 1980, che però venne dichiarato prescritto. Chiusa la parentesi, diciamo, per chiarire la vicenda Andreotti, perché a tanti personaggi, da Bruno Vespa in poi, raccontano la sciocchezza che Andreotti sarebbe stato completamente scagionato da tutte le accuse, cosa non vera. Ma è una delle tante cose non vere che sui media imperano incontrastate. Detto questo, mi sono perso però la domanda. Ah sì, perché Giovanni Falcone, ma Andreotti in realtà non è che ha fatto cose diverse da quelle che erano state fatte nella storia dei rapporti fra lo Stato italiano e la mafia. Purtroppo, storicamente, ma dall'inizio, cioè quando dico dall'inizio, dalle origini dello Stato italiano unitario, i rapporti fra Stato e mafia sono stati rapporti di convivenza. Perfino la eroica, mitica spedizione di Giuseppe Garibaldi dei Mille, che ha portato all'unità d'Italia, è stata una spedizione che è stata inquinata dall'appoggio di Cosa Nostra. Ricordatevi che non è una coincidenza terminologica, che i picciotti dei Mille, che costituivano buona parte dell'esercito, perché erano partiti in 1000, ma poi quando arrivarono in Sicilia l'esercito si è ingrossato grazie ai cosiddetti picciotti di Garibaldi. Si chiamano picciotti, non è una diciamo identità terminologica casuale, si sono sempre chiamati picciotti gli uomini di Cosa Nostra, perché la mafia appoggiò Garibaldi perché in quel momento, per una serie di ragioni politiche, avevano bisogno di liberarsi dei Borboni. Non è che dico che sono un nostalgico dello Stato Borbone, del Regno delle Due Sicilie, ma è storia. Bene, stessa cosa poi è avvenuta dalla Seconda Guerra Mondiale. Noi siamo naturalmente felici di esserci liberati del nazifascismo, ma non possiamo nasconderci che lo sbarco delle truppe anglo-americane in Sicilia ebbe l'appoggio decisivo di Cosa Nostra. Lucky Luciano venne ingaggiato dalla CIA americana perché spendesse delle buone parole nei confronti delle famiglie mafiose siciliane, che comunque mal sopportavano il regime totalitario fascista. Non che io voglia apprezzare, diciamo, il regime fascista, ma è un dato di fatto della storia, che la mafia subì le ventate repressive del generale Mori, non il generale Mori di oggi delle trattative, ma il prefetto Mori dell'epoca, e si chiama Mario Mori, come il generale Mario Mori, ma sono due cose ben diverse. Prefetto Mori, che è il cosiddetto prefetto di ferro di un famoso film degli anni 70, credo, di Damiano Damiani, che determinò dei colpi durissimi. Allora Lucky Luciano offrì questa apertura e questa possibilità, che fondò un patto, che è poi il patto politico sul quale Andreotti ha costituito le sue fortune. Non a caso Andreotti era uno degli uomini più vicini a un padre della patria come Alcide De Gasperi, che va riconosciuto, ma comunque Giulio Andreotti era un uomo che era custode di questi accordi e di questi patti, che facevano parte del cosiddetto poi fedeltà atlantica, diciamo, parliamo di geopolitica, entriamo in altri terreni, ma purtroppo le cose camminano insieme. E così si capisce che una strage di Portella della Ginestra, che venne posta in essere nel dopoguerra, nel quale poi si è usato come principale capro espiatorio il bandito Salvatore Giuliano, che sicuramente aveva le sue responsabilità,
ma dietro c'erano gli appoggi della mafia, c'erano anche appoggi politici, E anche della CIA. c'erano quelli della CIA, c'erano anche appoggi politici italiani e siciliani, però non tocchiamo qui il capo dello Stato che ha il grande merito di essere stato un fratello di una vittima della mafia come Piersanti Mattarella, però è stato anche figlio di un padre, diciamo Bernardo Mattarella. Usiamo un eufemismo, diciamo una storia opaca sul fronte di questi rapporti. Questo per dire che non è che Andreotti è un fungo che nasce dal nulla. Andreotti è un rappresentante di una politica del quale perfino il conte Cavour, altra figura diciamo storica dalla storia patria del Risorgimento, ha avuto lo stesso approccio che ha avuto Giulio Andreotti più di un secolo dopo. Nel senso che è un problema di classe dirigente, non solo di classe politica. Le classi dirigenti nazionali hanno ritenuto che la mafia, che era già un potere consolidato sul territorio, non valesse la pena fare la guerra contro questo gruppo di potere, ma scendere a patti. La trattativa Stato-mafia del 92 è soltanto l'ultima delle trattative che si sono sviluppate nella storia del nostro paese. Tutta questa lunga premessa per arrivare a Falcone e Borsellino. La magistratura, apriamo quest'altro componente, la magistratura siciliana in particolare, non è che è stata estranea a questa sorta di patto di convivenza che si è realizzato nei decenni. La magistratura siciliana, che era parte di quella stessa classe dirigente che a Torino come a Roma, come a Palermo, aveva deciso di convivere fino a scendere a patti con la mafia, la magistratura era una magistratura prevalentemente doppiopesista, diciamo così, cioè una magistratura debole con i potenti, mafiosi compresi, e forte con i più deboli. Cosa accade dunque? Che accade negli anni, a cominciare dagli anni 60, fine anni 60, primi anni 70, che comincia a nascere una cultura diversa dentro lo Stato, dentro la magistratura, di cui alcuni magistrati isolati cominciano a muoversi fuori linea. Che so, Cesare Terranova è uno dei primi di questi magistrati fuori linea, che infatti viene ucciso. Il procuratore di Palermo, Pietro Scaglione, pure, che infatti viene ucciso. Il procuratore Costa di Palermo, lo stesso, e infatti viene ucciso. A questo punto, dopo questa serie di omicidi, di delitti, comincia a nascere dentro la magistratura la consapevolezza che bisogna creare un gruppo e un pool. E l'idea che inizialmente, poi attribuita naturalmente nella sua realizzazione a Giovanni Falcone, ma inizialmente è un'intuizione di Rocco Chinnici, che viene peraltro presa e ispirata dai pool antiterrorismo che erano stati costituiti nelle magistrature del nord. L'ufficio istruzione di Torino fu uno dei primi a introdurre, diciamo, l'idea del pool, e cioè l'idea del pool qual è? Costituisce un gruppo di magistrati, non è più un magistrato isolato che elimini il singolo magistrato e risolve il problema, diventa più difficile eliminarne 4, 5, 6 o 7. Però, partendo dal presupposto di una visione strategica del problema della mafia, dove non devi colpire soltanto il livello militare, ma siccome la mafia non è soltanto un'organizzazione criminale militare, ma ha agganci con il potere economico, con la politica, con la classe dirigente siciliana, c'è l'idea di alzare il livello dello scontro, chiamiamolo così. Rocco Chinnici infatti viene ucciso nell'agosto dell'83, se non ricordo male, credo di ricordare bene, e proprio perché voleva
puntare sui cugini Nino e Ignazio Salvo, due cosiddetti esattori siciliani, potentissimi imprenditori, legati anche loro a Giulio Andreotti e alla politica imperante in quel momento. E Rocco Chinnici quindi dimostra che si sta facendo il salto di qualità, e per arrivare quindi a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, come Giulio Andreotti è come dire, l'epilogo di una storia che si ripete uguale a se stessa nei decenni, Falcone e Borsellino sono l'ultima espressione, quella più, se vogliamo, evoluta, approfondita e aggiornata di un percorso che era iniziato con altri magistrati isolati che venivano uccisi perché isolati. E che fanno Falcone e Borsellino? Falcone e Borsellino applicano la Costituzione, cioè il principio di uguaglianza dell'articolo 3. Tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge. Per la prima volta viene arrestato un uomo politico, appunto Vito Censimino, l'ex sindaco di Palermo, cosa che era senza precedenti nella storia della magistratura siciliana, che quando andava bene colpiva i mafiosi, prima neanche quelli, perché la storia purtroppo degli anni 60, dei processi anni 60, era la storia delle infinite e continue assoluzioni per l'insufficienza di prove. Questa è la storia. Questo cambio che introducono Falcone e Borsellino diventa una cosa intollerabile, perché Falcone dice e scrive, ma si ispira, oltre a scrivere nel suo bellissimo libro, il suo libro testamento, Cose di Cosa Nostra, che la mafia è un fenomeno umano e come tale ha avuto un inizio e dovrà avere una fine. La sola idea di concepire una fine della mafia è una cosa profondamente eretica, direi quasi, cioè controcorrente, perché tutta la classe dirigente siciliana e nazionale, magistratura compresa, che è parte della classe dirigente, partiva dal presupposto che la mafia è quella, come disse una volta un ministro di anni più recenti, con la mafia bisogna rassegnarsi e con la mafia bisogna convivere. Scappò voce dal sen fuggita di quel ex ministro Lunardi, ma è una cosa che hanno pensato e praticato tantissimi uomini dello Stato, anche magistrati, anche uomini delle forze dell'ordine, che pensavano di usare come confidente il mafioso X per colpire la famiglia Y e intanto proteggere il mafioso X, perché il mafioso X ti aiutava dando informazioni. Tante trattative che si sono sviluppate negli anni. Ora, non per essere, e poi chiudo perché abbiamo fatto notte quasi già, dicevo, non per incensare un'indagine di cui rivendico il copyright, perché l'ho inventata io quell'indagine, cioè l'indagine sulla trattativa del Stato-mafia. Direi che la fase evolutiva più alta l'abbiamo realizzata in quell'indagine, nel quale siamo arrivati al punto di scoperchiare una verità indicibile, che è la verità che costituisce la componente del problema per cui la mafia esiste e sopravviverà a tutti i regimi, è sopravvissuta alla monarchia, poi al fascismo, poi alla prima repubblica, poi alla seconda, ora ammesso che siamo nella terza, naturalmente continua a operare, vive e vegeta anche in questa terza repubblica, e cioè che lo Stato con la mafia, invece di cercare di tradurre in azione e in progetto la profezia di Falcone, una mafia che deve avere la fine, prima o poi, ma bisogna averlo come obiettivo, invece il principio è che con la mafia bisogna trattare. E quando la mafia alza il tiro, va all'epoca colonnello, poi generale Carabinieri, poi capo dei servizi segreti e così via, parlo appunto del generale Mario Mori, che va da Ciancimino, l'ex sindaco di Palermo di cui parlavamo prima, ambasciatore di Totorrina Bernardo Provenzano, cioè uomini con le mani insanguinate, e l'uomo dello Stato va dall'ambasciatore degli uomini delle mani insanguinate alla mafia per dire: ma cos'è questa logica del muro contro muro? Questo l'ha dichiarato lui, cioè un generale Carabinieri ha dichiarato
quindi non è una infamità nei suoi confronti, perché l'ha dichiarato lui, che lui andò da Vito Censimino dicendo, sbalordito, rappresentando lo Stato, che si sbalordiva, che ci fosse la cosa normale, c'è una logica del muro contro muro, c'è la mafia contro lo Stato e lo Stato contro la mafia, perché era stato recentemente ucciso Giovanni Falcone. Questa sorpresa di un uomo dello Stato che dice ai mafiosi, ma siete impazziti che ci fate la guerra quando noi abbiamo sempre fatto la pace, era dimostrativo di quello che è il vero problema per cui la mafia ce la siamo tenuta per secoli e secoli e continueremo a tenercela per secoli e per secoli se non cambieremo strada, indirizzo e strategia. Quindi gli uomini come Falcone e Borsellino, che invece si muovevano secondo un'altra logica, sono stati schiacciati, ma non schiacciati dalla mafia, ma schiacciati da quelli che dentro lo Stato erano naturalmente di contrario avviso. E chiudo dicendo una cosa: guardatevi dalla narrazione cosiddetta ufficiale. La narrazione ufficiale ci dice che ci sono due eserciti che si fronteggiano, l'esercito del bene e l'esercito del male. Nell'esercito del male ci sono soltanto dei pazzi sanguinari, mafiosi, assetati di sangue e senza scrupoli, e dalla parte del bene ci sono gli uomini dello Stato, le persone per bene, le persone oneste, che hanno in prima fila degli eroi, che vengono tutti osannati post mortem, soprattutto perché Falcone e Borsellino venivano aspramente criticati da vivi, da morti vengono da tutti osannati. In prima fila ci sono le prime file dei più coraggiosi, dall'avanguardia, di coloro che si espongono e che quindi inevitabilmente, esposti di fronte all'esercito nemico, sono i primi a cadere. Noi li piangiamo, però ci siamo noi, seconde e terze linee, che prendiamo il loro posto e seguiamo la stessa strada. Questo è falso. È falso innanzitutto che gli uomini della prima linea siano stati uccisi perché colpiti al petto. Sono stati uccisi perché colpiti al petto, ma anche perché sono stati pugnalati alle spalle. E questa è la storia che racconto in questo libro. Io voglio farti, io non so che ora che sia. Che ora è, per favore? 22:30, siamo fuori tempo massimo. Andiamo avanti più no, ti faccio praticamente una domanda in due. Prima di tutto, nel tuo libro descrivi una sinistra violenta. C'è questa citazione di una sinistra violenta. Tu parli appunto delle trattative Stato-mafia, e poi c'è anche questa cosa di questa sinistra violenta, che dopo ci spiegherai cosa vuol dire e cosa intendi dire come sinistra violenta. E poi nel libro non credo che ci sia, mi scappa adesso qualcosa, la retorica di Matteo Messina Denaro, perché questo pareva che fosse introvabile tutto quanto, e invece andava a passeggiare nel suo paese tranquillo eccetera, dopodiché dopo quello che ci hanno detto come informazione televisiva eccetera eccetera. Ecco, quindi ci puoi raccontare soprattutto questa sinistra violenta che tu hai trovato nella tua strada, essendo anche uomo di sinistra, perché politicamente sei di sinistra. Allora, tu conosci il libro meglio di me, quindi questo passaggio preciso, la sinistra violenta, l'ho definita così. Vabbè, penso che mi riferisco ai tradimenti della sinistra che ho subito, se è questa parte del libro che ti riferisci, e cioè io che ha a che fare col motivo per cui ho lasciato la magistratura, e ha a che fare con il motivo per cui, almeno nel mio primo impegno in politica, sono stato sostanzialmente, sono stato quasi sostanzialmente cacciato fuori dalla magistratura, poi sono stato in qualche modo cacciato fuori dal circuito politico. E mi riferisco ho accennato prima all'indagine trattativa Stato-mafia. L'indagine trattativa Stato-mafia è quella che ha determinato la principale avversione nei confronti della mia attività giudiziaria da parte della sinistra, sia quella
ufficiale politica, sia quella informativa, sia anche quella giudiziaria. Qui io facevo parte, ho fatto parte, diciamo, senza vergogna per anni. E la mia formazione politico-culturale è una formazione di sinistra, non ho motivo di nasconderlo, e non a caso quando ho fatto il magistrato io ero iscritto alla corrente di magistratura democratica, che notoriamente è la corrente più a sinistra, come suol dirsi. Sono stato anche segretario regionale in Sicilia di magistratura democratica, con convinzione. Con Borsellino eravamo di idee abbastanza profondamente diverse, perché lui era di destra e io di sinistra, però andavamo molto d'accordo sul lavoro. Poi le idee politiche possono essere diverse, quello che conta è non lasciarsi influenzare in alcun modo nel svolgimento delle tue funzioni dalle tue idee politiche, ovviamente. E così credo di avere mai fatto. Ma così non è stato nei miei riguardi. Perché dico questo? Perché io mi sono sempre occupato, tranne il primo periodo di Marsala, ma già con quella famosa indagine, famosa per me, quell'indagine delle minacce che ho subito, già avevo cominciato a occuparmi di mafia politica in piccolo, perché c'era il sindaco dell'isola di Pantelleria che in quell'indagine che aveva determinato le minacce era stato arrestato, come suol dirsi, con le mani nel sacco, nel senso che mentre gli veniva consegnata una tangente, e poi però mi sono occupato soprattutto la procura di Palermo, di processi, diciamo, politicamente più significativi. Prima il processo nei confronti di Bruno Contrada, l'uomo dei servizi segreti che si è accertato con sentenza definitiva colluso con la mafia, poi il processo nei confronti dell'ex senatore Marcello Dell'Utri, il fondatore di Forza Italia, braccio destro in Sicilia di Silvio Berlusconi, non solo in Sicilia, e che venne anche lui condannato con sentenza definitiva per collusione con la mafia. E poi altri, ex senatori della Democrazia Cristiana, Vincenzo Inzerillo, Franz Gorgone, uomini politici, diciamo, che erano stati trade union tra mafia e politica. In tutta questa stagione io sono stato spesso al centro di polemiche, di attacchi che venivano tutti generalmente, diciamo, da posizioni di destra, dai partiti della destra, e dal quadro politico, informativo e giudiziario, tra virgolette, di sinistra, venivo abbastanza difeso, perché era difesa la mia autonomia e indipendenza, eccetera. Cosa tutto sommato direi normale, perché non dovrebbe essere mai normale che un magistrato viene attaccato per le indagini che svolge, però nell'Italia di questi anni normale, direi quasi. Quindi la destra difendeva l'uomo politico Dell'Utri, che era stato fondatore di uno dei partiti all'epoca di maggioranza nel centrodestra, e quindi la sinistra in qualche modo per contrapposizione politica mi difendeva. Dopodiché però la sinistra però non ha mai detto che lo faceva naturalmente perché c'era un uomo politico di destra imputato, lo diceva perché era per l'autonomia e indipendenza della magistratura e voleva difendere la magistratura da un attacco mirato a delegittimare l'autonomia e indipendenza della magistratura. Arriviamo al 2009-2010, quando appunto, secondo me, si è fatto il salto di qualità nelle indagini di cui mi sono occupato, perché siamo passati a quello di cui parlavo prima, lo smascheramento, diciamo così, della trattativa e delle trattative storicamente da parte delle classi dirigenti. Qui, proprio perché io non mi sono mai fatto influenzare nella svolgere la funzione giudiziaria dalle mie idee politiche, mi sono trovato a sottoporre a indagini uomini di sinistra o comunque di centro-sinistra. Nicola Mancino, ex ministro dell'Interno
è uno dei padri fondatori del Partito Democratico c'ho un po' di raucedine. E poi mi sono trovato nel contrasto con Giorgio Napolitano di cui dicevo prima. Contrasto con Giorgio Napolitano che va bene rammentato, e lo scrivo a chiare lettere del libro in modo più chiaro, più netto di quanto non avessi detto una volta, probabilmente mettendo meglio a fuoco i vari tasselli oggi a distanza di anni, e cioè mi sono convinto che Giorgio Napolitano abbia sollevato quel conflitto d'attribuzione. C'è una caramella per evitare la mia tragedie, grazie, che Giorgio Napolitano abbia sollevato quel conflitto di attribuzione principalmente per bloccare l'indagine e non per altre ragioni, non per difendere le sue prerogative di Presidente della Repubblica. Questa secondo me è una sciocchezza. E lo spieghiamo nel fatto che in altre situazioni identiche non era successo niente. Che era accaduto? Qualche anno prima un altro Presidente della Repubblica, un altro Capo dello Stato, proveniente sostanzialmente dalla stessa area politica, anche se cattolico e non proveniente dal Partito Comunista Italiano, come Oscar Luigi Scalfaro, era stato sottoposto allo stesso trattamento, perché era stato sottoposto a una casuale intercettazione telefonica, come è accaduto a noi per Napolitano. Non l'abbiamo cercato, a maggior ragione essendo del poi ne avrei fatto volentieri a meno, perché l'indagine sarebbe andata avanti. Scalfaro viene intercettato casualmente, un'intercettazione tra l'altro imbarazzante. Io non posso parlare del contenuto dell'intercettazione napolitana, ma posso dire che l'intercettazione di Scalfaro non era meno imbarazzante di quella di Napolitano, perché era un'intercettazione alla quale si parlava della nomina del presidente della Banca Popolare di Novara, che era tra parentesi il collegio elettorale di provenienza di Scalfaro, e Scalfaro interveniva in qualche modo, da Presidente della Repubblica, interferiva sulla nomina di un presidente di un gruppo bancario importante. Non è una cosa da poco, ai limiti del reato. Non è reato in senso proprio, almeno così non venne considerato non mi ricordo qual era la procura che aveva intercettato, se era la procura di Novara, la procura di Torino. Comunque, fatto è che venne intercettato il Presidente della Repubblica più di una volta, vennero trascritte le telefonate, vennero depositate, vennero conosciute, vennero pubblicate, e Scalfaro non sollevò un dito. Nel caso di Giorgio Napolitano, solo dopo una indiscrezione di una rivista, di un settimanale, veniva ancora che ci fosse la conferma da parte della Procura di Palermo, che poi abbia dovuto confermare l'esistenza di queste intercettazioni. Napolitano scatenò un putiferio. Che, ripeto, col senno del poi, non aveva come finalità apparente la difesa delle prerogative del Capo dello Stato, ma come finalità effettiva quella di fermare quell'indagine. Come riuscì? Perché quell'indagine è praticamente morta in quel momento. Perché è chiaro, noi eravamo arrivati in un momento in cui, non dico che c'era la fila dietro alla mia porta di testimoni delle istituzioni che improvvisamente avevano recuperato la memoria su fatti accaduti nel 92, però di fatto è proprio quello che è accaduto, perché si creò, come capita sempre in queste indagini, una sorta di reazione a catena, dove parla il primo, allora poi il secondo dice beh, lui ha parlato, e poi io che figura faccio, mi presento io, poi parla l'altro, quindi si è innescato un meccanismo domino che ci stava facendo, io sono convinto, arrivare alle soglie della verità vera sulla trattativa Stato-mafia, che io sono convinto è la vera ragione alla base della strage, quantomeno della strage di Borsellino, non escluso che abbia a che fare anche con la strage di Falcone, e
E a un certo punto c'è poco da fare. Quando il capo dello Stato, la più alta istituzione di una Repubblica, scatena una guerra, perché conflitto d'attribuzione uguale guerra, scatena una guerra contro un ufficio giudiziario, piccolo per quanto fosse importante come momento della Procura di Palermo rispetto al capo dello Stato è nulla, è chiaro che una sorta di avvertimento all'ufficio giudiziario che non si intimidisce, ma un avvertimento a tutti coloro i quali collaborano con quell'ufficio giudiziario. Guai a rivolgersi con un ufficio giudiziario, perché sennò, cioè rivolgersi a quell'ufficio giudiziario, altrimenti sei una sorta di collaborazionista contro il capo dello Stato. E infatti è un dato obiettivo, è innegabile, che da quel momento i testi sono finiti e di fatto l'indagine non ha più fatto passi avanti, ed è il motivo per il quale io capii che dissi ai colleghi che era il momento di chiudere l'indagine e andare a processo. Infatti un po' lo sconcerto dei miei colleghi che pensavano che dovessimo andare avanti, lo racconto nel libro, ho preso Nino Di Matteo, che rimase un po' sorpreso dalla mia decisione, ma questo bisognava fare, perché oramai non ne usciva più nulla. Cosa accade però contemporaneamente? Contemporaneamente che dietro Napolitano si scatenano tutte le falangi, diciamo, tutte unite contro il sottoscritto e la Procura di Palermo, ovviamente, ma in quel momento io ero il capo del pool trattativa e quindi si scatenano soprattutto contro di me. E quindi faccio nomi e cognomi e racconto episodi. Tutti certi uomini politici che avevano sempre mi avevano difeso, portato sugli scudi al tempo del processo dell'Utri, improvvisamente hanno cominciato a rivoltarsi contro. I giornali, vediamo Repubblica, diciamo giornale rappresentante la cosiddetta informazione di sinistra ufficiale, cambiò completamente linea. Io ricordo uno scontro abbastanza feroce con Eugenio Scalfari, all'epoca non era più direttore, comunque era il fondatore naturalmente di Repubblica, e che prese posizioni durissime, arrivavamo quasi alle querele reciproche con Scalfari. Ricordo Gustavo Zagrebelsky, il presidente emerito della Corte Costituzionale, opinionista illustre di Repubblica, che era l'unico che sosteneva, secondo me una cosa evidente, che noi avevamo ragione e Napolitano aveva torto, aveva difficoltà a pubblicare i suoi editoriali. Stiamo parlando del presidente emerito della Corte Costituzionale, aveva difficoltà a pubblicare i suoi editoriali su Repubblica perché era fuori linea. E questa cosa poi si è contagiata alla magistratura, ahimè, e io mi sono ritrovato sottoposto a procedimenti disciplinari che erano tutti stati attivati prevalentemente dai miei compagni di corrente di magistratura democratica, che si erano subito riallineati su altre posizioni. Di qui tutte le accuse di essere esibizionista, di cercare di protagonismo, le accuse, ora senza fare paragoni impropri, che erano stati fatti ai tempi a Giovanni Falcone in vita per poi piangerlo da morto, e poi si fanno oggi a Gratteri, o si sono fatti a Di Matteo sino a qualche anno fa. È una storia che ahimè si ripete. Quindi cosa ne ho tratto? Diciamo un senso di amarezza, di estraneità anche rispetto a questo mondo, che era in un certo qual senso il mio mondo. E nel senso che ho percepito che quindi ritengo che non ci fosse mai stata nessuna strumentalità nelle mie azioni, ma che c'era stata qualche strumentalizzazione da parte di altri delle mie azioni. Quindi non c'era stato il rispetto in nessun modo della mia autonomia e indipendenza, ma prima il sostegno era strumentale, perché io avevo in quel momento di mira un nemico politico, un avversario politico, e quindi mi si appoggiava in modo strumentale. Nel momento in cui io avevo intercettato come obiettivo delle mie indagini, ma perché erano le indagini che mi ci avevano portato, non perché l'avessi cercato io, degli uomini che invece non erano degli avversari politici ma erano degli amici politici, il nemico diventavo io. Questo giochino a me non è piaciuto, ed è il motivo per il quale ho cominciato a sentire un senso di stranità nei confronti della magistratura, e poi ho pensato che soltanto, ahimè, questa è la considerazione ancora attuale,
soltanto se si cambia la politica si possono restituire autonomia, indipendenza e dignità alle azioni della magistratura e speranze di poter trovare la verità su quella stagione. Se si riuscirà non lo so. Il libro non è molto ottimista da questo punto di vista, però secondo me sempre bisogna esprimere ottimismo, che non sia ovviamente ottimismo di maniera. Dico solo che la speranza è che la nostra generazione ha fallito, le generazioni che vengono dopo magari anche sperando che facciano tesoro della nostra esperienza e di un libro che racconta appunto un testimone di questi anni, che racconta quegli anni, la prossima generazione non ripeta gli errori della nostra. Allora, io devo fare proprio l'ultima domanda. No, io te l'ho fatta anche sull'intervista che ti ho fatto a 9MQ, no? Dopodiché lasciamo spazio a qualche domanda se volete, però tenete presente che c'è tardi, è arrivato da Roma, c'è il libro da comprare. C'è il libro da comprare perché io ne ho preso 30, non voglio portarne a casa in libreria tanti, no? Prendeteveli tutti, dai. Te l'ho fatta a 9MQ. Hai fatto nomi, cognomi, questo, l'altro, eccetera, eccetera. Devo dirtelo, hai paura? Domanda secca. Paura, voglio dire, ormai ne ho viste di cotte e di crude. Diciamo, ci sono stati momenti della mia vita in cui un po' di filino di paura c'è stato, soprattutto nel periodo più caldo, 2009-2010. E poi, come diceva Paolo Borsellino, è stato sempre il mio maestro in tutto. Noi siamo uomini, possiamo anche aver paura, l'importante è non farsi dominare dalla paura e avere ancora più coraggio. Prima cosa. Seconda, però, io non ho paura, però non rilassiamoci. L'episodio recente che è accaduto dell'attentato dinamitardo, seppur dimostrativo, nei confronti di un giornalista, cioè Sigfrido Ranucci, il direttore di Report, non va enfatizzato, ma non va neanche trascurato. Se gli attentatori, che probabilmente l'hanno fatto solo a scopo dimostrativo, ma se gli attentatori a scopo dimostrativo hanno fatto una cosa del genere nei confronti di un personaggio pubblico e che quindi era prevedibile, ci sarebbe stata una reazione di solidarietà, riflettori accesi sulle indagini, sulle inchieste che lui ha fatto, un report, eccetera, e hanno ritenuto di farlo dopo decenni di silenzio, di armi, attentati, eccetera, significa che oggi si sentono un po' più forti di quanto non si sentissero fino a qualche anno fa. Quindi il mio suggerimento a tutti gli italiani, diciamo con l'occasione alla vostra comunità e rappresentanza, è non abbassare la guardia e tenere sempre gli occhi aperti, perché siamo in una fase molto delicata e complicata. Grazie Antonio. Allora, ormai sono le 11. Se c'è qualcuno che deve fare qualche domanda, però domande veloci e risposte anche veloci. Abbiamo una domanda. Vai. Sì. Mi chiamo Benigno. Volevo sapere perché dopo 13 anni che ha lasciato la magistratura, perché si è deciso a scrivere questo libro adesso. Poi volevo sapere, la morte di Messina Denaro, la mafia è finita? Allora, ci vorrebbe andare 3 ore qui. devo essere sintetico. Allora, sulla prima, la ragione è un po' quello che ho detto prima, è una cosa più personale ed esistenziale. Io per la verità già avevo scritto degli altri libri in cui alcune riflessioni, ragionamenti che vengono fuori in questo
li avevo anticipati. C'era un libro che si intitolava Le trattative, che comunque era di una casa editrice che poi, ahimè, non ha distribuito sufficientemente quel libro, quindi è poco noto. Ma era un libro dove io raccontavo appunto come la trattativa Stato-mafia è stata solo l'ultima di una lunga sequenza. Però non nascondo che il motivo principale è, come dicevo prima, personale esistenziale, il numero 33, tra l'altro un numero magico, ed era 33 anni nel 92 e 33 anni sono trascorsi, quindi ritenevo che fosse giunto il momento per fare una riflessione e un bilancio in quello che io chiamo come un secondo giro di boa. Il primo giro di boa è stato il 33, contrassegnato da quei due eventi terribili, e il secondo giro di boa dopo 33 anni. Su Matteo Messina Denaro ne parlo nel libro, c'è un capitolo dedicato, perché parlando dei traditi c'è una lunga sequenza di traditi, perché parlo soprattutto di Falcone e Borsellino, poi parlo di quelli che ho subito io, poi parlo anche del tradimento che abbiamo subito tutti come italiani rispetto alla parte migliore del nostro paese, rispetto appunto agli ideali di giustizia, legalità, eccetera, ma parlo anche dei tradimenti interni al mondo di Cosa Nostra, perché le varie catture dei latitanti, quella di Totorrina è la più emblematica, che vengono presentati nella narrazione ufficiale come frutto di grandi successi dello Stato, degli apparati repressivi, eccetera, per lo più sono frutto di tradimenti interni. Io sono convinto che Totorrina è stato arrestato perché è stato tradito e fa parte sempre della storia della trattativa. Esatto, Bernardo Provenzano, che si adoperava per la trattativa più di quanto non facesse Rina, Provenzano lo ha fatto arrestare. Non entriamo nel dettaglio, ma ci sono una serie di elementi che oramai mi inducono a ritenere che questa sia una verità. Non è ancora una verità giudiziaria comprovata, ma è una verità che si potrebbe dire una verità storica difficilmente contestabile. Venendo a Matteo Messina Denaro, allora anche qui c'è una narrazione ovviamente farlocca, cioè che grandissime capacità. Per carità, io non voglio sminuire il lavoro degli appartenenti delle forze dell'ordine e dei magistrati del mio ex ufficio, del Procura di Palermo, che hanno portato all'arresto Matteo Messina Denaro. Però io dico che c'è un Matteo Messina Denaro che è stato per decenni uno dei più abili e accorti nella tutela della sua latitanza, al punto che infatti era considerato incatturabile, diciamo così, quasi, che improvvisamente si mette a fare i selfie con l'infermiere del centro dove andava a farsi i trattamenti. Com'è che improvvisamente uno abilissimo diventa così imprudente da fare i selfie, che si sa che i selfie poi circolano sui social, e poteva anche casualmente finire sotto gli occhi di un investigatore che lo ricollegava all'identichetta di Matteo Messina Denaro che circolava. E quindi io dico, mi pare che l'ho scritto in questi termini anche nel libro, sembra come quel film Venitemi a prendere, come il titolo Vienimi a prendere. Cioè sembra che lui volesse essere arrestato e si è fatto arrestare. Perché era malato. Perché era malato. Perché era malato. Però suo padre, che è padre di Matteo Messina Denaro, non lo ricordo, eravamo alla Procura di Marsala ancora con Borsellino, il vecchio Ciccio Messina Denaro morì di morte naturale, e per non far scoprire dove era la latitante ce lo fecero trovare, non mi ricordo, ai giardinetti, comunque fuori da qualsiasi abitazione. Quindi c'è comunque qualcosa di anomalo. Io mi sono dato un'altra spiegazione, e probabilmente è Matteo Messina Denaro, che come forse può essere addirittura un'interpretazione romantica di un uomo che non era romantico, ma anche i peggiori assassini hanno un rapporto con l'organizzazione mafiosa di appartenenza filiale, diciamo così. Lui
secondo me, si sentiva in senso di colpa per come dice Totorrina nelle intercettazioni dentro il carcere, lui se n'è fregato di Cosa Nostra e lui ce l'aveva a morte Totorrina Matteo Messina Denaro, dicendo dopo tutto quello che noi abbiamo fatto per noi, lui se ne va in giro per il mondo a spassarsela. Ed in parte è vero, perché Matteo Messina Denaro a un certo punto ha tirato il remo in barca, forse perché cominciava già a stare male, è stato poi beccato nella fase proprio terminale della sua malattia, e quindi lui ha tirato il remo in barca e ha pensato a se stesso, a proteggere la sua latitanza, e si è interessato. Ricordiamo Matteo Messina Denaro è stato uno degli artefici della stagione stragista 92-93. Rina viene arrestato, si aspettava che il suo figlioccio, tra virgolette, del suo prediletto, era Matteo Messina Denaro, seguisse la sua strada. Matteo Messina Denaro se n'è fregato. Allora, può anche darsi che lui, sentendosi in qualche modo in debito nei confronti dell'organizzazione mafiosa, abbia voluto fare questo regalo. Mi faccio arrestare in queste condizioni, in modo tale che passi una narrazione che dice che Cosa Nostra è finita, del resto è avvenuto. Ci sono queste stranezze, il famoso gelataio di Omegna, Salvatore Baiardo, che nell'intervista a Massimo Giletti profetizzò l'arresto di Matteo Messina Denaro malato. Che lui fosse malato non era certo neanche da parte degli inquirenti, quindi Baiardo qualcuno l'ha detto, e lui seppe quello che accadde, che lui sarebbe stato arrestato poco dopo che si insediava il governo Meloni. Questo è un dato di fatto che Baiardo anticipò, e così è avvenuto, e che questo sarebbe stato utilizzato come dimostrazione che la mafia era stata sconfitta. Così è stato, diciamo, poi nella propaganda ufficiale utilizzato quell'arresto, e quindi lui in questo modo ha in qualche modo chiuso il suo debito nei confronti di Cosa Nostra. Cosa Nostra aveva cresciuto, gli aveva dato tanto, e io devo morire, tanto vale che muoio in modo tale che vengo arrestato in una maniera che consente di ridimensionare Cosa Nostra. Un conto che si faceva arrestare in Argentina, dove è stato lui a lungo in America, un conto che faceva arrestare al piccolo Campobello andando ai supermercati, così che si raccontava di lui, delle sue donne, degli ultimi anni. Una storia provinciale per ridimensionare appunto le dimensioni di Cosa Nostra. Credo che sia questo. Non credo che ci siano stati qua una trattativa sul suo arresto, credo che l'arresto sia avvenuto in modo genuino, ma c'è una componente in cui lui ha scelto di farsi arrestare per fare questo regalo a Cosa Nostra e indirettamente, diciamo, al ridimensionamento di Cosa Nostra. Ma noi non dobbiamo mai credere. Se ci sono ragioni bisogna credere, però quando le narrazioni ufficiali sanno di finto, diffidiamo delle narrazioni ufficiali. Anche Provenzano è stato arrestato perché era malato di cancro della prostata, però dopo di lui è subentrato Messina, e dopo Messina chi subentra? Allora, noi, la verità è che io poi ormai non ho notizie di prima mano, ovviamente non facendo più il magistrato, però la mia sensazione comunque, e questo per dare una nota, diciamo, positiva in questo bilancio che prevalentemente a tinte fosche che ho tratteggiato oggi, non è che abbiamo pestato acqua nel mortaio, diciamo, per decenni. Dei risultati importanti li abbiamo ottenuti. Cosa Nostra oggi non ha più un capo del valore in senso criminale, del peso, del carisma in senso criminale che avevano i vecchi capi. Obiettivamente sono stati colpiti quasi tutti. Ora è una fase di transizione e di riorganizzazione, tanto che sono tornati dall'America i cosiddetti scappati. Gli scappati erano quelli che erano le famiglie che avevano perso la guerra di mafia negli anni '80, erano andati chi si era salvato era riparato in America. Oggi che i corleonesi sono stati praticamente quasi spazzati via, gli scappati, che nel frattempo si sono arricchiti negli Stati Uniti,
sono tornati a riprendere il loro posto e la loro posizione, e siamo in questa fase in cui non credo che ci sia un capo assoluto. Si è costituito una sorta di direttorio, questo dicono le ultime indagini, io naturalmente cose che ho letto, ho appreso dai giornali, dai rapporti ufficiali, eccetera, e Cosa Nostra si sta piano piano riorganizzando. Nel frattempo però Cosa Nostra, per fortuna, non è più l'organizzazione mafiosa leader nello scacchiere nazionale e internazionale, perché l''ndrangheta calabrese ha fatto molta più strada, è molto più potente, molto più organizzata, ha subito molti meno colpi di quanto ne ha subito la Cosa Nostra siciliana, e quindi l'organizzazione mafiosa leader oggi è certamente l''ndrangheta calabrese. Altre domande? Però io direi se c'è un'altra facciamo, altrimenti possiamo anche chiudere. Alle 22:59. Dai. Chiudiamo. Va bene. Allora, intervento del sito. c'è un'altra domanda? Sì, volevo chiedere questo al nostro ospite, all'avvocato Ingroia. Spesso viene attribuita una frase che non so neanche se davvero è stata detta a Falcone: segui i soldi. Sicuramente, se non l'ha detto esplicitamente, comunque è nel suo modus operandi per trovare il marcio, trovare la mafia. Ma la mafia ricerca solo i soldi? Sono sempre i soldi ciò che è ricercato dagli uomini corrotti o dalle persone, o c'è anche dell'altro? Perché esiste ancora la mafia? Perché ci sarà un obiettivo, un qualcosa? Sono i soldi? C'è dell'altro? Allora, no, per la verità, follow the money, segui i soldi, non era quello che Falcone diceva per l'indirizzo della mafia, ma quello che doveva fare l'investigatore, cioè segui la traccia dei soldi e ricostruisci la trama dei rapporti, delle collusioni, eccetera. Cosa che era facile, insomma non era facile, ma era possibile ai tempi di Falcone, che non c'era ancora la moneta elettronica, si faceva tutto con gli assegni. Infatti Falcone era un esperto, anche perché aveva fatto prima il giudice fallimentare, nella ricostruzione delle relazioni finanziarie attraverso le girate degli assegni. Oggi naturalmente è tutto più complicato. E per quanto riguarda, ma è una domanda da non fare alle 23:01, perché facciamo veramente mezzanotte, ma la dico in una battuta breve: qual è il collante della mafia, l'obiettivo della mafia? Non sono i soldi, è il potere. La mafia è una organizzazione di potere, anzi io non la chiamo neanche un'organizzazione di potere, è un sistema di potere, ed è la ragione per la quale molti di questi poi non è che, al contrario del gangster della mafia italoamericana, ciò che distingue per esempio la mafia americana dalla mafia siciliana, i mafiosi siciliani raramente Matteo Sera Denaro è una figura diversa, ma normalmente non ostentano il denaro e non cercano il denaro. Allora, pensiamo a Bernardo Provenzano, che stava in una stalla o poco più, ma esercitava un grande potere. Per loro la cosa importante è il potere e la capacità di condizionare una comunità, attraverso quindi anche l'infiltrazione con la politica. E per questo che la mafia ha una storia così lunga. Se fosse soltanto un'organizzazione criminale dedita al traffico di droga, eccetera, sarebbe più facile sgominarla. Invece, siccome è un'organizzazione di potere, è inserita, incistata, direi così, dentro la nostra comunità, nell'economia, nella politica e nelle istituzioni. Grazie a tutti voi, grazie Antonio. Allora vi ricordo il libro Traditi, che lì c'è la Gigliola, mia moglie, che tira sui soldini, vi dà il libro. Ci sarà la dedica, per chi vuole, dell'avvocato Antonio Ingroia. Grazie a tutti, buona serata e buonanotte, e grazie ancora. Volevo ringraziare i nostri tecnici, Franco Baggio con la sua videocamera,
Enrico, che ovviamente Enrico Berobon, che è un tecnico, mi dà sempre una mano, sempre qua, e il sindaco perché è qua presente. Grazie.